per i quartieri, salvi 14 milioni destinati a Treviso dopo l'incontro dei sindaci col Premier Conte, garantita la copertura ai progetti in stato avanzato, il PD vigileremo sui cantieri. La scomparsa di Marianna Cendron dopo 5 anni, il GIP archivia l'inchiesta, rammarico della famiglia che dice troppi dubbi sul fidanzatino e sul vicino, dovevano indagarli. Si è spento il caponcello un giorno dopo l'incidente, un 62enne di Roncade, Gianpietro Calcinotto, caduto con lo scooter lunedì sera, le sue condizioni si sono aggravate ieri. Tutti i bambini devono poter andare a scuola, sul caso del piccolo di 8 anni trapiantato dopo la leucemia, costretto a stare a casa perché alcuni compagni non sono vaccinati, interviene il presidente Luca Zaia. Prima campanella oggi per i 112.000 studenti della Marca, tra classi di appena 11 alunni e ritorni in aula illustri. Siamo andati a sentire le voci dei remigini, liceali e presidi. Lettere e bollette recapitate in ritardo, telespettatrice scrive ad Antenna 3 per denunciare un problema all'ufficio postale di Cornuda. Mandibola spostata, il racconto di uno giovane atleta trevigiano che grazie alla medicina è tornato a sorridere. Riccardo, ciclista di 24 anni, a causa di una malformazione aveva problemi di masticazione e di respiro. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. L'avete dunque sentito, i 14 milioni arriveranno, ha tirato un sospiro di sollievo il sindaco Mario Conte all'uscita del vertice tra la rappresentanza di sindaci dei capoluoghi italiani e il premier Giuseppe Conte per discutere dei fondi per le periferie. Avendo già i progetti in uno stato avanzato, Treviso otterrà i finanziamenti promessi. Il presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, è uscito dal tavolo soddisfatto, il PD invece predica prudenza, ma i fondi per le periferie dei comuni che hanno i progetti già pronti dovrebbero essere al sicuro. Primi cittadini e presidente del Consiglio Conte hanno trovato la quadra, finanziamenti erogati nell'arco di 3 anni seguendo il criterio delle effettive necessità dei singoli capoluoghi. Alla fine abbiamo trovato un punto di equilibrio che tiene conto delle esigenze di entrambi e soprattutto il rispetto nei confronti dei cittadini. Quindi chi ha i progetti esecutivi già pronti, come nel caso di Treviso, che proprio oggi, nella giunta di oggi, abbiamo approvato gli ultimi 2 e verranno depositati entro il 15 settembre, ci sarà la copertura finanziaria per intero. Chi invece li presenterà più avanti avrà comunque la copertura, ma verrà erogata più avanti. Credo che sia una soluzione assolutamente responsabile e corretta. Parco Eolo, sistemazione di Piazza Martiri di Belfiore, polo sportivo delle Acquette, pista ciclabile tra Santa Maria del Rovere e Selvana, illuminazione pubblica a LED. I 14 milioni per realizzare questi interventi arriveranno, dice il sindaco. A Treviso significa che i progetti che sono già stati oggetto di bando e ai quali sono stati assegnati questi fondi verrà garantita la copertura finanziaria, quindi significa che potremo procedere con il completamento della progettazione, con le gare d'appalto e con l'esecuzione dei lavori. L'opposizione è pronta a vigilare sui cantieri. Grazie alla Giunta Manildo, se questi progetti sono in stato di avanzamento, altre città in Italia non hanno questa fortuna. Dopodiché dobbiamo dire che su questo il sindaco Conte ha un pochino dormito, perché secondo lui sarebbero stati finanziati con l'avanzo di amministrazione, con altre cose, qualora non fossero arrivati i fondi. Ci sono volute manifestazioni di cittadini a Santa Maria del Rovere, di forze politiche, dell'opposizione, a ricordargli che era più importante andare insieme all'ANCI a chiedere quei fondi. Ci aspettiamo che il sindaco riesca a seguire i cantieri senza fare qualche confusione, come abbiamo visto a Santa Bonavecchia e Santa Bonanuova, alcune confusioni nei lavori pubblici che hanno portato un po' di disagi ai cittadini. La scomparsa della giovane Marianna Cendron di Paese, l'indagine è stata archiviata, per i magistrati si è trattato di un allontanamento volontario, ma per la famiglia non si è indagato a fondo sul ruolo avuto dall'ex fidanzatino Michele e dal vicino di casa Renzo Curtolo. 5 anni e mezzo di indagini senza venire a capo di nulla se non la convinzione che si sia trattato di un allontanamento volontario. Il GIP trevigiano Bruno Casciari ha rigettato l'ennesima opposizione della famiglia, disponendo l'archiviazione del fascicolo relativo alla scomparsa il 27 febbraio del 2013 della giovane Marianna Cendron, all'epoca appena 18enne, una notizia che ha scosso i genitori adottivi della ragazza Pier Francesco ed Emilia Cendron. Drammatico sicuramente, anche perché noi avevamo trovato tramite l'ingegnere informatico che ci sono state delle contraddizioni di Renzo, e questo noi non abbiamo avuto, probabilmente non sono state considerate,
riteniamo insomma, che ci fosse più di qualche elemento indiziario preciso che consentisse perlomeno l'iscrizione nel registro degli indagati delle due persone, come avevamo chiesto nell'opposizione alla richiesta di archiviazione. Le spiegazioni che hanno dato il fidanzatino di Mariana, ma soprattutto il vicino di casa che l'ha ospitata, sono state dichiarazioni totalmente contraddittorie, completamente contraddittorie, arricchite di volta in volta con dei particolari incredibili che non hanno assolutamente giustificato la presenza del telefonino di questo Renzo sul luogo assieme al telefonino di Mariana la sera della scomparsa. Come sono trascorsi questi anni per voi? Sono anni difficili perché comunque Mariana manca. Tutte le famiglie, se viene a mancare una persona, è qualcosa di difficile da affrontare, da andare avanti. Si va avanti perché dobbiamo trovarla o trovare la verità. Si è spento ieri all'ospedale Cafoncello di Treviso il 62enne di Roncade, è rimasto ferito lunedì sera in un incidente in moto poco distante da casa in via Pantiere intorno alle 19. Giampietro Calcinotto, questo è il suo nome, era in sella al suo scooter quando ha urtato un paletto di delimitazione della pista ciclabile, finendo rovinosamente a terra e battendo la testa. A rilevare l'incidente erano stati i carabinieri, le sue condizioni erano risultate gravi ma non sembrava essere in pericolo di vita. La situazione è invece precipitata e il 62enne si è spento. Ed ancora cronaca, una 17enne miracolata a Vedelago, ieri sera ha tentato di uccidersi stendendosi sui binari, il treno le è passato sopra ma lei è uscita praticamente illesa. La discussione con il fidanzato al telefono, un brutto litigio che l'ha gettata nella disperazione facendola addirittura pensare al suicidio, tanto da arrivare a stendersi tra i binari della ferrovia e aspettare l'arrivo del treno che le è passato sopra ma l'ha risparmiata, si è solamente graffiata un ginocchio. L'incredibile episodio si è verificato ieri sera a Vedelago, protagonista una ragazza trevigiana appena 17enne che dopo il litigio con il suo innamorato ha pensato che tutto fosse finito e che non rimanesse altro da fare che togliersi la vita. Determinata ha superato le sbarre del passaggio a livello di via delle Fornaci, già abbassate, andando a stendersi in mezzo ai binari. Erano le 19:30. Dal passaggio del convoglio, arrivato di lì a poco, è uscita però praticamente illesa, solo graffi appunto a un ginocchio. La minorenne è stata subito soccorsa e ricoverata in ospedale a Castelfranco Veneto. A preoccupare ora sono le sue condizioni psicologiche. Tutti i bambini hanno diritto di andare a scuola, così il governatore Zaia chiude sul rischio che un bimbo di 8 anni che ha combattuto la leucemia resti escluso perché in classe ci sono i Novax. Leggere di bambini che devono rimanere fuori dalle classi, Novax, si crea... I bambini devono andare a scuola, poi si applicano le leggi, se la legge dice che bisogna essere vaccinati bisogna vaccinare, però è pur vero che i bimbi hanno il diritto di andare a scuola. Il piccolo di 8 anni, così forte da sconfiggere la leucemia, tra i banchi di scuola vuole tornare. È il suo pieno diritto di riscoprire la normalità, ma lo scoglio di trovarsi al fianco compagni Novax mette in pericolo la sua salute. Il caso esploso dopo il racconto della pediatra trevigiana spinge a una soluzione immediata. È la stessa legge a prevedere la tutela dei bimbi immunodepressi. Quindi Andrea non dovrebbe finire nella classe prevista, che ha 5 alunni non vaccinati, e tantomeno nell'altra sezione, che ne ha 3. L'obbligo vaccinale in Italia c'è sempre stato, tranne che in Veneto. Quindi anche questa suggestione, la Lorenzin ha introdotto l'obbligo vaccinale, no, ha introdotto la coercizione e le multe, l'obbligo c'era anche prima. Però io dico, se con l'obbligo vaccinale, tranne in Regione Veneto, vedi che le performance vaccinali non ci sono, forse ti devi porre il problema che il problema non è quello di spingere ancora di più, ma di dialogare. E potrebbe essere proprio questa la soluzione, parlare con le famiglie, come dice il governatore. Per ora il bimbo che ha sconfitto la leucemia sarà seguito da una maestra a casa, poi si sceglierà per lui la soluzione migliore, fa sapere il provveditore. Magari intanto le famiglie Novax si saranno convinte a vaccinare i figli per la loro salute ed evitare le multe. Un caso questo su cui è intervenuto il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi. La soluzione c'è, dice, per far frequentare la scuola a questo bambino. Intanto oggi, primo giorno di scuola, nelle materne del capoluogo non risultano allontanamenti di bambini non vaccinati.
Bimbo reduce da un trapianto per sconfiggere la leucemia, costretto a rimanere a casa da scuola perché tra i compagni ci sono degli alunni non vaccinati. Dopo la denuncia della dottoressa di Castelfranco Veneto, Oriana Maschio, si sono mobilitati ufficio scolastico provinciale e azienda sanitaria. La soluzione c'è, dicono, per evitare che il bambino, 8 anni compiuti, resti a casa. Un appello ai genitori o alla pediatra affinché contattino l'ULSS, ci contattino alla segreteria della direzione, perché vogliamo essere utili e risolvere il problema, ma ci aiuta la circolare ministeriale dove sostanzialmente noi siamo attori rispetto a questo insieme alla scuola per trovare una classe di ragazzi vaccinati per cui possiamo inserire questo bambino o bambina all'interno di una classe di bambini vaccinati e di conseguenza evitargli problemi di tipo infettivo. Non è il primo caso che l'ULSS 2 Marca Trevigiana affronta di un bimbo immunodepresso alle prese con compagni non vaccinati. Abbiamo avuto già un altro caso che abbiamo risolto, io devo ringraziare il dottor Ramini e la scuola, che è il mio dirigente che segue queste cose, e la scuola per la collaborazione, e questo caso lo abbiamo risolto tranquillamente con la collaborazione della scuola. E oggi con la prima campanella doveva scattare anche l'eventuale allontanamento proprio dei bambini non vaccinati. Casi in città, negli asili e nelle scuole materne di diretta competenza del comune di Treviso non ne sono stati segnalati. No, io al momento non ho avuto nessuno che mi abbia appunto informata che ci siano stati casi direttamente nelle scuole di cui noi siamo interessati. Tra pubbliche e paritarie erano una trentina i piccoli chiamati a mettersi in regola appena l'esclusione da scuola, che finora però non si sarebbe resa necessaria. Avvio ufficiale oggi in Veneto del nuovo anno scolastico, un rito che si ripete di generazione in generazione, con i remigini di ieri che hanno portato a scuola per la prima volta i loro figli o nipoti. Noi siamo andati davanti alle elementari di uno dei quartieri più popolosi di Treviso e la sorpresa è stata nel numero dei bambini al primo giorno di scuola. Vediamo. Lei si chiama Islam Tasnia, io si chiama Shohardar Imdadur Islam. Da dove venite? Bangladesh. Lei parla italiano? Sì, abbastanza. Ciao! Sei pronto per andare a scuola? Sì. È la prima remigina delle elementari Pascoli di Santa Maria del Rovere, la prima dell'unica classe prima della scuola in uno dei quartieri più popolosi della città. Gli altri remigini arrivano un po' alla volta e alla fine il conto segna 11 scolari, un numero che fa pensare, ricordando gli altri giorni di scuola, quando i bimbi per classe erano 3 volte tanto in più sezioni. Un segno dei tempi, o meglio di quella denatalità che rimarrà evidente anche in futuro, quando questi bambini diventeranno ragazzi ed adulti di una società decisamente più rarefatta. E multietnica, come raccontano questi volti che sono il nostro investimento per il futuro. Dall'altra parte è la selva di telefonini di genitori e nonni che per un giorno hanno rivissuto la loro infanzia. Prima elementare con tutta la famiglia il seguito? Mamma, papà e anche nonna? Allora la nonna cosa dice? Sono molto emozionata. Più emozionata lei? Sì, penso di sì. E il papà? Ancora di più, forse. Lei si ricorda del suo primo giorno di scuola? Poco, non tutto. Mi ricordo che avevo un compagno che si è scoppiato a piangere, per esempio, ma io ero anche abbastanza tranquilla, sì. Sarà un segno della modernità, ma i remigini di oggi non sembrano molto emozionati. Anna, primo giorno di scuola, prima elementare? Sì. Non hai un po' di paura? No. Tranquilla? Sì. Alessio, allora sei pronto per il primo giorno di scuola? Sì. Cosa ti aspetti? Ed è un primo giorno anche per chi a scuola ci lavora, un giorno che si ripete puntualmente ogni anno. Non dormiamo dalla notte prima. Lavoro qui da 10 anni. Ed il primo giorno di scuola è sempre? Fantastico, sarà un anno meraviglioso come sempre. Primo giorno dove oltre ad affrontare il mondo senza mamma e papà si scopre il senso del dovere. Qui è la vera scuola, quindi c'è l'emozione di dire avrò i compiti da fare. E poi c'è chi più che il primo giorno ricorda di più la fermezza della maestra. Io ho fatto la scuola elementare dalle suore e c'era Suor Licinia che ci aspettava fuori dalla porta. Suor Licinia era la suora di quinta ed era una suora considerata, non dico altro. Questi dunque i remigini al loro debutto a scuola, ma prima e dopo siamo andati a vedere com'è cambiato il traffico in città e come sono state le prime ore di lezione per chi sta affrontando le superiori.
Ci sono segnali che indicano in maniera infallibile quando inizia la scuola. Uno è il traffico, che tra le 7:30 del mattino e le 8:30 improvvisamente diventa caotico. E non solo davanti alle scuole, qui ad esempio siamo in via Salsa davanti alle Pascoli, ma anche lungo il Put, con la classica percorrenza a singhiozzo. Qui invece siamo al liceo Canova, uno dei simboli della scuola trevigiana. Fuori immancabile una piccola folla ad attendere figli, nipoti ma anche fidanzate. Genitori in attesa? Sì. La figlia a che anno è? È in prima. In prima superiore, prima liceo? Sì. Senta, ma come l'ha affrontata? Bene, un po' di emozione ovviamente stamattina, ma poi si è trovata con tante amiche, quindi è andato tutto bene. Ho fatto anch'io, sì, Canova all'epoca, parecchi anni fa purtroppo. Se lo ricorda il suo primo giorno al liceo? Ma non ho un ricordo specifico, sicuramente è piacevole comunque. E comunque sono stati 5 anni piacevoli, importanti, interessanti. C'è un po' di nostalgia? Oddio, sì, ero molto più giovane, quindi un po' di nostalgia c'è sicuramente. Immancabile anche l'ex liceale che cerca di piazzare i libri di scuola. Io stavo aspettando qualcuno perché ne ho ancora molti da vendere. Un po' di nostalgia c'è? Sì, un po' di nostalgia sì, perché sono gli anni più belli, quelli passati al liceo, perciò diciamo di sì. Poi la prima uscita con commenti relativi. Abbiamo avuto comunque solo 3 ore, però non è stato traumatizzante come di solito si pensa. Trasporto pubblico? Pensavo peggio, pensavo fosse molto più complicato per il numero di persone comunque che viaggiano. Troppe persone negli autobus. Autobus della MOM, siamo partiti da poco e si è subito rotto. Qual è la linea? 3, il Franciniga era. Ok, e al di là di questo, il primo giorno di scuola, il voto alla scuola? Voto direi 8, oggi non abbiamo fatto molto. Professori? Nuovi, conosciuti stamattina. Voto alla scuola, il primo giorno di scuola? 10. Il primo giorno non si può dare un voto perché è tutto un paradiso, poi dopo cambiano. Il commento degli insegnanti non è tanto per la scuola quanto per gli studenti. Studiano di più, devono studiare di più, questo sì, perché il mondo è più complicato e hanno più materie e più cose di contorno rispetto a quello che avevamo noi. Alla fine comunque la macchina dell'istruzione è partita anche quest'anno per la soddisfazione soprattutto dei presidi. Abbiamo avuto 11 classi in entrata del primo anno che ho accolto alle 8 questa mattina, poi ho incontrato anche tutti gli altri studenti, in tutto 1500. Ed è stato un primo giorno di scuola anche per chi dopo 5 anni a Casugana è tornato in cattedra al liceo. È arrivato puntuale al liceo, dove come gli studenti ha affrontato il primo giorno di scuola. Un rito con un sapore diverso, considerando che la campanella per lui non suonava più da 5 anni. Un quinquennio dove la cattedra è stata sostituita dal tavolo da vice sindaco a Casugana. Primo giorno di scuola, professore, come è andata? È andata bene. Si inizia con un nuovo anno scolastico, ragazzi molto bravi, molto motivati, molto contenti di aver ripreso la loro attività didattica. Più dura la scuola, riprendere la scuola, più duro aver fatto questi 5 anni a Casugana? Sicuramente è stato molto duro l'impegno a Casugana e devo dire comunque che rispetto al lavoro di insegnante è imparagonabile, sono molto contento di essere tornato finalmente al mio lavoro. Che cosa ha insegnato Casugana al professor Grigoletto? Probabilmente ad avere molta più pazienza e tolleranza, nel senso che spesse volte ci siamo trovati ad affrontare situazioni anche molto complesse, anche molto delicate e ci vuole la pazienza anche di fare decantare, di approfondire, insomma di ponderare e credo che sia importante questo farlo anche con i ragazzi sempre di più che magari portano con sé anche delle situazioni magari anche personali di fragilità e che hanno bisogno anche di sostegno e di aiuto. Secondo lei i politici oggi dovrebbero tornare in cattedra o a scuola? Intanto a scuola, visto alcune uscite anche di alcuni ministri, mi pare che la scuola sia importante per tutti, poi un politico in cattedra non deve mai salire perché deve essere sempre al servizio dei cittadini. È arrivato in elicottero fino alla nostra famiglia di Pieve di Soligo, poi è scortato dai carabinieri a Pranzato da Lino, a Solighetto, mattinata trevigiana per il leader di Forza
Italia ed ex premier Silvio Berlusconi, che ha raggiunto la struttura a cui storicamente è legato in via Montegrappa per proseguire poi nel noto ristorante di Solighetto, il tutto sotto l'occhio dei militari della compagnia di Vittorio Veneto, che lo hanno accompagnato finché verso le 13, sempre in elicottero, non è ripartito senza avvisare nessuno, neppure il sindaco forzista di Conegliano e il segretario provinciale del partito Fabio Chies. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente, edizione trevigiana, siamo di nuovo alla cronaca, 2 anziane raggirate la stessa mattina da finti addetti al gas, è accaduto a Treviso, la polizia torna a raccomandare agli anziani a non aprire la porta agli sconosciuti. Finti operatori del gas in azione ieri mattina nella prima periferia di Treviso, bersaglio 2 anziane. Il primo episodio alle 11:45 con una novantenne che ha chiamato la polizia dopo che i 2 finti addetti le avevano suonato alla porta con la scusa di una fuga di gas nel quartiere, odore che effettivamente l'anziana avvertiva è anche molto forte. Metta i preziosi in frigo, saranno al sicuro in caso di scoppio, le hanno poi detto. Risultato, monili in oro spariti, con la pensionata che non ha potuto fare altro che avvisare del raggiro la figlia. Un paio d'ore dopo la truffa è stata replicata poco lontano. Una 78enne che si trovava con i fratelli in giardino è stata avvicinata dai 2 con la scusa di verificare le condizioni delle tubature. Stessa raccomandazione, riporre tutto l'oro in un contenitore in frigo. È identico anche il finale, con l'anziana derubata senza accorgersene. Anche in questo caso sono intervenute le volanti. La polizia torna a raccomandare agli anziani massima prudenza, non dare confidenza agli estranei e nel dubbio far intervenire familiari e forze dell'ordine. Ed incidente poco dopo le 12 lungo la Pontebana, si tratta di un tamponamento a catena fra 3 auto, feriti in maniera lieve gli occupanti delle macchine coinvolte. Gli automobilisti sono stati affidati agli uomini del SUME 118, immediatamente intervenuti sul posto assieme ad una squadra dei vigili del fuoco che ha liberato una persona rimasta incastrata nella vettura. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Il postino arriva tardi, anzi a volte non arriva neppure, così a Cornudo scatta la protesta, una residente stanca di non ricevere risposte ha chiamato la nostra emittente ed ha segnalato il disservizio. Il postino non arriva tutti i giorni e le bollette, lettere raccomandate vengono recapitate in ritardo. A segnalarci il disservizio una residente di Cornuda che, dopo aver chiamato l'ufficio postale, si è sentita rispondere: il problema è la mancanza di personale. Poco conta se arrivano in ritardo le bollette e vengono pagate quando sono già scadute. Oggi ho pagato una bolletta scaduta, mi è arrivata ieri pomeriggio. Ma arriva con quanto di ritardo? Arriva solitamente ammucchiata, cioè più lettere al colpo. Quella dell'Enel mi è arrivata una settimana più tardi, e poi dipende. Niente, si paga in ritardo. Raramente arriva la posta, sì. Ma voi siete andati a chiedere, vi hanno detto qualcosa? No, noi sappiamo che il postino passa un giorno sì, uno no, però basta. E la posta arriva molto raramente. Nella verità non arriva, a casa mia arrivano solo fatture, dunque anche se arrivano in ritardo non c'è problema. I residenti, stanchi di non ricevere risposte, si sono rivolte anche al sindaco Claudio Sartò. Nelle ultime settimane qualche cittadino mi ha avvicinato per dirmi che compare questo problema. Io naturalmente ho rimandato le persone all'ufficio postale della zona, quindi di Cornuda, per capire meglio le cose, ma da quello che capisco c'è sempre uno scaricabarile e i cittadini non hanno risposte in merito. Ma se la situazione non dovesse sbloccarsi? È chiaro che dovremmo sicuramente capire adesso di cosa si tratta, se è una questione che riguarda la mancanza di personale durante il periodo estivo oppure se è qualcosa che va avanti da tanto tempo. Nel secondo caso è chiaro che ci attiveremo nelle sedi opportune. Mandibola spostata, un giovane atleta grazie alla medicina è tornato a sorridere. Riccardo, 24 anni, ciclista, aveva a causa di questa malformazione problemi di masticazione, di respiro ed estetici. Il suo racconto. Riccardo fin dalla nascita si è trovato a combattere con una malformazione della mandibola. Il problema era evidente, di masticazione e di respiro, ma anche estetico. Avevo un problema sostanzialmente di masticazione e respirazione, quindi mandibola e mascella non combaciavano, sostanzialmente era quello, avevo il setto nasale deviato appunto perché mandibola e mascella non erano
come dovrebbero essere. Grazie alla medicina Riccardo, atleta con la passione per il ciclismo, è tornato a sorridere e ad avere una vita normale. L'intervento si è potuto realizzare grazie alla sinergia tra lo studio dentistico Cagnin e la chirurgia maxillofacciale. È proprio il chirurgo che ci spiega cosa è stato fatto. Si tratta di un intervento correttivo rispetto a una malformazione scheletrica che riguarda la mascella e la mandibola in un paziente che fondamentalmente chiude male i denti e ha alcuni disturbi. Masticava solo con 2 denti ed il problema che maggiormente preoccupava i medici era quella della respirazione. Da qui l'inizio di un iter che ha portato poi all'intervento, prima una serie di radiografie. Poi si fanno molte foto sui vari profili, si fanno dei modelli studio montati in articolatore, che è un simulatore della bocca, praticamente con una masticazione adeguata, per valutare tecnicamente quello che succede durante l'intervento chirurgico, spostando i modelli, segando il gesso in modo da simulare l'intervento, per capire se c'è fattibilità dell'intervento. Poi è stato eseguito l'intervento nel reparto maxillofacciale dell'ospedale di Castelfranco. Cioè spostare la mascella e la mandibola per raggiungere un'occlusione ottimale. È importante anche una ottimale armonia dello scheletro e del profilo dell'aspetto, cioè quello che chiamiamo un risultato estetico ottimale per il paziente. 2 giorni di degenza e dopo un mese Riccardo ha potuto riprendere, spiega il chirurgo, un'importante alimentazione. Non è un intervento complesso, è delicato più che altro per avere un risultato di masticazione ed estetico perfetto, perché è questo che ci chiede il paziente, per cui va valutato attentamente. I rischi chirurgici sono minimi in mani buone. Siamo arrivati al termine, vi ricordo fra pochi minuti la nostra trasmissione 20:10, si parlerà del premio Campiello che va in scena sabato alla Fenice, in studio con Ferdinando Avarino, Matteo Zoppas, presidente di Confindustria Veneto, e Carlo Nordio, presidente dei giurati letterati al premio Campiello. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Avacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Prime crepe all'anticiclone. Va aumentando la copertura nuvolosa sulle nostre regioni. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da più nubi rispetto ai giorni scorsi su tutta la regione. Cielo a tratti coperto, tuttavia sarà piuttosto basso il rischio di precipitazioni. Diamo uno sguardo alle temperature previste. Le minime saranno comprese tra i 18 e 20 gradi. Valori massimi in lieve calo, oscillanti tra i 26 e i 28 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Cielo coperto oggi su questa regione, ma il tempo si manterrà sostanzialmente asciutto ovunque. Possibili foschie mattutine sulle aree pianeggianti. Vediamo anche le temperature previste in calo. Le minime saranno comprese tra i 18 e i 19 gradi. I valori massimi invece saranno oscillanti tra i 26 e i 28 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso nella giornata odierna su questa regione, tuttavia non sono previsti fenomeni particolarmente degni di nota. Diamo uno sguardo anche alle temperature. Le minime risulteranno intorno ai 17 gradi. I valori massimi invece oscilleranno tra i 29 e i 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Avacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.